11° successo stagionale per il Terlano, tra le mura amiche la formazione in divisa rossa ha la meglio che batte lo Schiller che rimane inguaiato nella zona retrocessione. I locali partono subito con le idee chiare, muovono bene il pallone sulla sinistra, cross a rientrare e palla che viene mancata dalla difesa, arriva il tiro verso la porta ma il portiere è bravo a intervenire. Sull'altro fronte Maritz prova a mettere questo pallone in mezzo, il successivo colpo di testa termina a lato. Lo Schiller ha una buona occasione nei primi minuti, palla rubata a centrocampo, la difesa non interviene bene, l'attaccante raccoglie, serve Maritz che va a concludere, il portiere è bravo a intervenire, la difesa in due tempi spazza. I padroni di casa sono pericolosi al 20° con due occasioni su corner, la prima dalla destra, nessuno interviene, poi arriva il tiro, il portiere è bravo a respingere in calcio d'angolo. La seconda è una giocata corta sull'altro fronte, dopo un 1-2 arriva la conclusione dal limite, palla che viene salvata sulla riga da un difensore e poi sventata dalla difesa. A metà primo tempo i rossi protestano per questo intervento in area, sugli sviluppi di un traversone dalla destra la palla viene stoppata male nel tentativo di rinviare, arriva il netto intervento sulla gamba dell'avversario ma per l'arbitro è solo fallo dal limite. Schiller che prova a rispondere si fa vedere con il solito Manuel Maritz, il sinistro da 30 metri però è centrale e facile per il portiere. Una palla valutata male favorisce la prima occasione dei padroni di casa nella ripresa, l'attaccante arriva davanti al portiere che è bravo a rimanere in piedi, poi il difensore non può nulla e la palla termina in calcio d'angolo. Il Terlano prova a sfruttare il momento positivo al minuto 60, palla in avanti per Mata che prova a colpire e incrociare ma la palla termina sul palo e si salva così lo Schiller. Subito dopo lo Schiller vive 30 secondi di inferno, prima il portiere è bravo a respingere questa conclusione di testa, poi la palla rimane lì, imbucata per il tiro di prima intenzione di destro, ancora una volta il numero 1 ospite è protagonista, sull'azione successiva il Terlano la butta sul fondo. L'assedio è solo il preludio al vantaggio del Terlano, buona imbucata per Andreas Vicentin che raccoglie sulla sinistra e di destro trafigge il portiere in diagonale, vantaggio del Terlano al minuto 62 con Vicentin. Lo Schiller cerca la riscossa, prima Maritz prova con questo traversone a mettere per il compagno, il tiro di testa termina di poco alto sopra la traversa. Poco più tardi ancora una giocata dalla destra, prova a puntare l'avversario e rientra ma il tiro di sinistro è debole, il portiere para. Al minuto 89 Francesco Daniele chiude i conti dopo un duro intervento, il portiere ospite rimane a terra per il 10 di casa, è tutto facile insaccare a porta vuota seppur dalla distanza, arriva il 2-0 del Terlano che è anche l'ultima emozione di questa partita, 2-0 del Terlano sullo Schiller.